Se le piazze sono il cuore pulsante di una città, quella dove ci troviamo è decisamente il cervello, sì, perché da qui parte un'idea di futuro. Siamo in piazza De Gasperi a Vicenza e da qui ricominciamo il nostro tour per i quartieri della città con il sindaco Francesco Rucco, che ringraziamo per essere qui con noi. È pronto a partire a incontrare i cittadini e a rispondere alle loro istanze? Pronto a partire. E allora andiamo. Ci sono dei ragazzi che bivacquano e fanno cose, Degrado. insomma sì, indubbiamente è quello. Stiamo lavorando attraverso il rafforzamento anche della polizia locale, che arriverà presto anche qui in Campomarzo, quindi con più vigili. E qui siamo nei Giardini Salvi. Il 74% dei vicentini che hanno partecipato al questionario di Filo Vicenza, alla rubrica di Rete Veneta in collaborazione con i Liberi Pensatori, ha chiesto eventistica almeno 100 giorni all'anno. Per i padiglioni dell'ex fiera invece la richiesta è quella di aule universitarie, votata dal 34,4% dei cittadini. Ma sicuramente è una proposta interessante. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento dello Stato di 30 milioni di euro per riqualificare tutta l'area, in particolare l'ex fiera, l'ex Arlecchino e la scuola Giusti, e lavoreremo in questa direzione per dare un contenuto, un'anima a queste aree, in particolare a questi immobili che sono da tanti anni abbandonati in stato di degrado. Quindi un'occasione particolare, terremo sicuramente conto della ricerca dei liberi pensatori e quindi anche dei giovani che si sono espressi in questa direzione, e credo che i Giardini Salvi siano comunque un'area da valorizzare anche con l'eventistica. Perché della stazione hai Mezza Italia che passa e sale al corso? Sì, è uno degli accessi principali, infatti vogliamo anche cambiarlo proprio per prendere queste persone e che vivano anche Campomarzo come un tempo. Collocato in asse con l'arco del Longhena, che come vedete si trova sulla soglia dei Giardini Salvi, qui dove ci troviamo c'era l'arco del Revese, uno degli spazi della Vicenza storica da recuperare. Ecco, questa è la nostra proposta, Sindaco, la proposta di Rete Veneta. Come si può raccontare questa memoria? Sì, noi vogliamo ricordare, rinfrescare la memoria ai vicentini di ciò che è stato l'arco del Revese qui in Viale Roma, e lo faremo attraverso la riqualificazione di Piazzale De Gasperi, attraverso una piazza urbana vera e propria che diventerà una strada di passeggio per i vicentini e si raccorderà con la riqualificazione di Campomarzo, che vedrà tutta una serie di funzioni attribuite a quell'area perché i vicentini possano andare con le famiglie e con i bambini a passeggiare in tranquillità. Bene, e l'arco verrà ricordato ovviamente anche con un segno a terra, con degli arredi per la sosta e poi una descrizione del monumento perduto. Monumento perduto che, lo diciamo ai nostri telespettatori, riportava la dicitura Campomarzio. Sì, era scritto Campomarzio sull'arco del Revese. Noi di Rete Veneta con i Liberi Pensatori abbiamo sentito 1230 vicentini, un numero che ha anche valore statistico, e ben il 70% ha chiesto di recuperare questo nome per il parco della città, Campomarzio. Una proposta lanciata da noi di Rete Veneta e sostenuta anche dal FAI. La proposta di Rete Veneta è arrivata fino a noi in amministrazione, la riteniamo condivisibile, la stiamo approfondendo, quindi faremo l'iter per arrivare poi al cambio della denominazione. Che sarà Campomarzio. Bene, signori, in una città ci sono sempre problemi. Un sindaco ha due modi per affrontarli: o rimanere chiuso in municipio oppure uscire, incontrare la gente e dare le risposte adeguate alle istanze dei cittadini. Ringraziamo Francesco Rucco perché ha dimostrato di essere un sindaco che non rimane chiuso in comune, anzi esce dal comune, quindi è un sindaco fuori dal comune. Continuerà il giro con Rete Veneta per i quartieri nelle prossime settimane? Certo, siamo a disposizione. E ovviamente il giro per i quartieri anche con i nostri telespettatori continua.